Cari telespettatori, ben arrivati ad un'altra puntata dedicata al gusto della terra. Che cosa scopriamo? Scopriamo un altro prodotto che ha riconoscimento DOP, tipico della zona della pianura padana, della regione del Veneto, anche se non è solo nella regione del Veneto, ma anche nelle attigue Lombardia ed Emilia-Romagna, il provolone valpadana DOP. Un formaggio a pasta filata che ha una storia secolare, perché le prime notizie risalgono alla fine del 1800, in virtù di un'integrazione culturale tra l'esperienza casearia della pasta filata del sud Italia, quindi i immigrati che arrivarono in questa zona, e poi i mastri casari, naturalmente le produzioni di latte tipiche della zona della Val Padana. Insomma, questo connubio nel 1993 ha dato vita al provolone valpadana. Questo primo binomio si è creato proprio nel lontano 93, ma solo successivamente, con diversi processi, si è arrivati al riconoscimento e soprattutto a una DOP che contraddistingue questo formaggio a pasta filata come tipico della Val Padana, con un'esportazione che raggiunge ogni parte, non solo del nostro paese ma anche del mondo. Apprezzatissimo per il sapore, per le forme straordinarie e le dimensioni che può raggiungere, che noi vedremo nel nostro percorso della produzione. In modo particolare quest'oggi ci troviamo in uno dei caseifici della regione del Veneto che producono il provolone valpadana DOP in provincia di Vicenza. Ma adesso andremo a scoprire le diverse fasi produttive che ne fanno un prodotto unico nel suo genere e irripetibile. Allora, per scoprire il dietro le quinte della produzione del provolone valpadana DOP dobbiamo naturalmente intercettare il direttore del consorzio, Vittorio Emanuele Pisani. Grazie di supportarci in questa avventura. E quindi scopriamo un attimo le fasi produttive. Dopo la raccolta del latte viene conferito in alcune cisterne e cosa succede? Succede che viene trattato, tenuto in condizioni ideali per poter essere trasformato in formaggio. Ovviamente è necessario che intervenga la mano dell'uomo, quindi il casaro che con la sua capacità e competenza trasforma la materia prima in prima incagliata e poi in pasta da lavorare. Al latte deve essere aggiunto in fase di produzione il caglio, che è importante e caratteristico del processo di produzione di ogni formaggio, e il siero innesto, che è il patrimonio aziendale che contiene il tesoro dell'azienda che trasforma il latte in provolone valpadana. È una fase molto delicata che ha bisogno di attenzione, cura e grande capacità professionale da parte degli operatori. C'è il caglio di diversi tipi, due tipi in modo particolare, perché l'esito del provolone, poi lei ci racconterà anche la storia del provolone, può essere un provolone piccante oppure un provolone dolce. Quindi che tipo di caglio viene utilizzato a seconda del prodotto? Per il provolone valpadana dolce viene utilizzato prevalentemente un caglio di vitello o di agnello, mentre per il provolone valpadana piccante viene usato esclusivamente il caglio di capretto, caratteristico proprio per la piccantezza che riesce a produrre. Una pasta filata, una pasta straordinaria che subisce dei processi successivi. Qui dove ci troviamo? Qui ci troviamo alla produzione della cagliata, quindi il latte, grazie appunto al caglio, viene trasformato in cagliata, che poi deve essere trasformata e trasportata in locali acconci per mantenere una certa temperatura e trasferire il pH per poter poi produrre la famosa pasta filata. Allora, dopo andremo a vedere anche la pasta filata, ma la caratteristica, la peculiarità di questo formaggio, che ha avuto un riconoscimento in tempi veramente remoti rispetto ad altri, qual è? E perché provolone valpadana? Perché il provolone tanti lo collegano ad altre regioni del sud Italia. Questo è vero, però è vero che se l'origine del provolone come pasta filata è il sud Italia, è vero che il latte si produce al nord, e quindi la caratteristica del provolone valpadana si è manifestata nelle zone a indicazione geografica protetta, che sono esattamente le province di Piacenza, Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo e Venezia, e una parte della provincia di Mantova e una parte della provincia di Trento, quindi una zona contigua l'una all'altra,
nella quale c'è la maggior produzione di latte in Italia. E poi, a differenza del prodotto del sud Italia, come vedremo poi a magazzino, vedremo delle forme di dimensioni notevoli, anzi alle volte notevolissime, anche intorno al quintale, cosa che non è possibile con i latti e il processo di produzione utilizzato al sud. Perfetto, allora continuiamo il nostro viaggio. Abbiamo lasciato la cagliata nella sala attigua, Quindi adesso viene portata con dei appositi supporti in questa cosiddetta camera calda. È una stanza a temperatura controllata in cui matura la pasta. Durante la fase di maturazione la pasta viene rivoltata 3 o 4 volte prima di arrivare al pH giusto di filatura. quanto tempo matura? È determinato dalla tipologia del prodotto e dai tempi aziendali, perché ogni azienda ha un segreto anche in questo. Ogni azienda ha il proprio segreto che dà una connotazione precisa al proprio provolone valpadano. Tanto è vero che è riconoscibile poi in fase di assaggio un prodotto da un altro. Lo scopriremo allora. Allora direttore, secondo le fasi del disciplinare, la fase della filatura è fondamentale. Diciamo che è il cuore della lavorazione del provolone valpadano. Esattamente, è la più caratteristica. Quindi noi abbiamo visto che la pasta viene maturata, quando raggiunge il giusto pH di lavorazione viene posta nella macchina in una coclea che serve a triturarla, dopodiché sempre all'interno di questa macchina, è una fase che una volta veniva svolta completamente a mano, oggi invece si ricorre alla meccanizzazione, viene ridotta in pasta friabile, utilizzabile anche per essere, secondo me plastica, per essere ben adattata alle diverse forme che verranno utilizzate. All'interno di questa macchina ci sono delle cosiddette braccia tuffanti che servono ad amalgamare la pasta precedentemente triturata. Poi esce la pasta e viene messa in uno stampo, a seconda del tipo di stampo poi avrà forme e pesi diversi, come abbiamo già visto in precedenza. Questo è quello che è stato lavorato rigorosamente a mano dal mastro Casaro. Una lavorazione che una volta avveniva sempre manualmente, adesso invece la tecnologia per fortuna aiuta. Però la pasta filata diciamo che è la connotazione caratteristica del provolone, forse non molti ne stanno a conoscenza. Esattamente, infatti la pasta filata ha questa caratteristica di essere adattabile alle diverse esigenze. Come abbiamo visto, il campione di formaggio fatto a mano è tradizionale, sia nel peso che nella forma. Oggi, come poi vedremo in magazzino, invece le forme sono completamente diverse e anche molto più pesanti e con caratteristiche altre, insomma. All'inizio di tutta la fase produttiva abbiamo visto il conferimento del latte. 2 parole sul latte, un latte di provenienza della zona, delle regioni che lei ci ha raccontato prima, quindi del Veneto anche nella fattispecie del nostro caso, però è latte crudo quello che viene utilizzato, non è latte pastorizzato. Potrebbe anche essere pastorizzato, ma prevalentemente viene utilizzato latte crudo, tanto è vero che il processo di filatura, come abbiamo visto, siccome è utilizzata acqua a temperatura rilevante, è assimilabile al processo di pastorizzazione, per cui dal punto di vista sanitario il prodotto è efficacissimo. Un'altra fase importante di innovazione e di sperimentazione è stata quella di trovare e quindi correggere il disciplinare, perché si è potuto scoprire che si possono fare senza conservanti questi formaggi. Sì, la versione originaria del disciplinare del provolone valpadano riportava la possibilità di utilizzare il conservante all'interno, questo per favorire certi latti non con caratteristiche adeguate. Poi certamente la tecnologia si è evoluta, ma anche la caratteristica del latte è diventata sempre migliore, quindi dobbiamo ringraziare le aziende agricole da questo punto di vista. E il processo è migliorato perché oggi è consentito produrre provolone valpadana senza questo famoso conservante. Quindi un formaggio genuino e sano al 100%. Latte, sale e caglio, questi sono gli ingredienti. Benissimo, allora adesso ci trasferiamo invece in un magazzino per scoprire le tantissime forme di questo straordinario provolone valpadano.
Allora, siamo nel magazzino di stagionatura e la temperatura vi assicuro è abbastanza rigida, sono 4 gradi circa, ma questo è necessario perché abbiamo visto le fasi successive, anche il porzionamento dove questo viene richiesto, sono molto importanti. Questo è un altro aspetto rilevante perché qui abbiamo una fase di preparazione ulteriore, vero? Certo, perché il provolone Valpadana si esprime attraverso la stagionatura, quindi la sua caratterizzazione avviene proprio all'interno di questi magazzini che hanno temperatura e umidità controllata. La stagionatura per un prodotto stagionato che periodo prevede? Allora, per un provolone Valpadana piccante è un minimo 90 giorni e poi può arrivare anche oltre a un anno a seconda del peso della forma, mentre per il provolone Valpadana dolce la stagionatura minima è 10 giorni e arriva fino a 3 mesi circa. Comunque è un prodotto che dura se conservato in frigorifero. Ha questa caratteristica, sì, di adattarsi benissimo anche a un tempo superiore alla media. È possibile conservare il prodotto sottovuoto, ovviamente a temperatura controllata, anche per 3 o 4 mesi. Allora, un'altra caratteristica è questo DOP, insomma il consorzio che Valenza viene ad avere, che garanzie dà al prodotto stesso nel rispetto del disciplinare? Non solo il consorzio, ma il fatto di essere un prodotto a denominazione di origine protetta garantisce sull'origine della materia prima, garantisce sul processo di produzione e garantisce che tutte le fasi siano all'interno della zona di produzione. Questi aspetti però vengono verificati da un organismo che è un ente di certificazione che è selezionato dal consorzio, ma non viene riconosciuto dal Ministero, ma non è svolta dal consorzio questa attività. Il consorzio invece si occupa di tutelare la produzione, promuovere il prodotto e quindi il commercio, eventualmente promuovere nuove iniziative per migliorare le caratteristiche attraverso studi di ricerca e sviluppo e poi si occupa della vigilanza, che è l'attività che viene svolta prevalentemente al lato del commercio, quindi presso i punti vendita o della grande distribuzione o dei venditori tradizionali. Questa è una fase molto importante perché attraverso questa fase riusciamo a identificare eventuali non conformità, frodi e sono possibili sanzioni sul prodotto se non è coerente con quanto dichiarato dal produttore. Abbiamo visto le diverse fasi produttive, un'azienda molto articolata, evoluta, modernissima, uno dei consorzi più grossi, uno degli ambiti più consorzi di produzione. Ma l'artigianalità dove resta, pur nella grandissima attenzione delle norme che riguardano anche l'igiene e quant'altro? Certamente la manualità, perché come abbiamo visto nel processo di produzione, a parte la filatura, però la formatura richiede ancora una certa manualità, la legatura sicuramente, la marchiatura, quindi sono rispetto ad altri prodotti la fase dell'intervento dell'uomo è ancora predominante. Che sapore si può dare a questo provolone dolce e a quello piccante? Come si potrebbe descrivere? Sicuramente un prodotto che si caratterizza ed è di facile utilizzo ed è conosciuto in tutto il mondo. Anche questa è una grande caratteristica che favorisce il consumo ovunque. Benissimo direttore, grazie, ringraziamo anche naturalmente coloro che ci hanno ospitato e ci hanno accompagnato in questo viaggio alla scoperta del provolone Valpadana, che è un prodotto, avete visto, unico, che richiede però anche tantissima maestria, tanta perizia, anni di esperienza e anche generazioni che si tramandano quest'arte straordinaria e che veramente ci viene invidiata da tutto il mondo. Grazie e buon proseguimento.